Ben ritrovati cari telespettatori, riprendiamo con le puntate dello CGIL per trattare di argomenti che sono sempre molto importanti. Dobbiamo comprendere certe dinamiche che ci riguardano da vicino, che riguardano da vicino i nostri cari o voi che ci ascoltate, che magari siete in pensione, avete qualche anno in più o ci state per andare. Allora, questione sanità, come cambierà la sanità sul territorio? Perché cambierà, l'abbiamo parlato più e più volte, c'è il PNRR che ha stanziato dei finanziamenti importanti, si parla di potenziamento delle strutture territoriali, creazione di nuovi presidi, miglioramento dell'accessibilità dei servizi ai cittadini, digitalizzazione, tante belle cose, anche c'è un capitoletto per il personale, quindi nuove assunzioni. Con i nostri ospiti vediamo le criticità di tutto questo, quanto realmente si è fatto, si sta facendo, cosa si può fare. Allora con Ugo Giollo, segretario dello CGIL del Veneto, grazie di essere arrivato qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. E poi Gino Ferraresso, ben ritrovato anche a Ferraresso, Dipartimento del Welfare CGIL del Veneto, grazie. Buongiorno, grazie. Allora, inquadriamo un po' la situazione in generale, segretaria Giollo, per capire come vedete questi cambiamenti e da quando dovrebbero esserci, perché i cittadini devono un po' familiarizzare, no, con queste novità. Sì, diciamo che questi cambiamenti per noi sarebbero particolarmente importanti, particolarmente rilevanti. Il PNRR è uno strumento fondamentale dal punto di vista economico perché evidentemente ha messo a disposizione del nostro Paese una serie di risorse assolutamente importanti e che vanno utilizzate evidentemente nella maniera migliore. Perché lo dico? Perché al di là di tante cose che si sono dette, ricordiamoci sempre che una parte di questo finanziamento è a fondo perduto, ma una parte importante è in realtà a debito e quindi quando si contrae un debito mi pare evidente che insomma, le risorse debbano essere utilizzate nella maniera migliore possibile. Dentro il progetto di PNRR, in particolare alla missione 6, erano previsti una serie di infrastrutture che dovevano cambiare il volto in particolare della sanità territoriale, su due aspetti in particolare che quando c'è stato il Covid abbiamo visto come particolarmente problematiche e che in realtà lo sono su tutti gli aspetti. La prima è la presa in carico delle persone nel momento in cui escono dall'ospedale e prima di tornare a casa dovrebbero avere un periodo in cui qualcuno si prende carico di loro per tutto il tema evidentemente della ripresa e dall'altro il tema di avere dei luoghi in cui poter accedere per una serie di situazioni, penso al tema della diagnostica, penso al tema della presa in carico e dei punti d'accesso e via di seguito, sul territorio e quindi da questo punto di vista il PNR prevedeva da un lato l'istituzione delle case della comunità e dall'altro diciamo, l'ampliamento degli ospedali di comunità, che sono appunto due strutture di questo tipo. In Veneto, sulla base della programmazione, gli investimenti del PNRR prevedevano la realizzazione di 91 case della comunità, oltre alla realizzazione di ulteriori 30 ospedali di comunità. Tutti questi interventi, la cosa importante da dire è che dovrebbero concludersi entro il 2026, cioè l'anno prossimo. L'impressione è che siamo estremamente in ritardo rispetto a questo. Ecco, sono strutture fisiche, sono cioè immobili che devono essere costruiti da zero oppure si utilizzano anche strutture già esistenti e vengono riconvertiti, giusto? Sì. Nella programmazione una parte di questi sono nuove strutture,
Una parte di questi invece sono o riadattamenti di strutture già precedentemente esistenti e magari dismesse nel corso del tempo, oppure ampliamenti di strutture già esistenti. Però sono numeri importanti, ci sono tanti gli ambiti dove dovrebbe articolarsi adesso la sanità. Abbiamo visto gli investimenti che sono significativi per realizzare case di comunità e anche gli ospedali di comunità, però per capire di che cosa si tratta, per esempio parliamo delle case di comunità, che cosa sono? Allora, andiamo con Gino Ferraresso. Sì, prima di entrare nel merito delle case comunità, io vorrei mettere in evidenza questa questione delle risorse economiche importanti. Allora, il PNRR prevede circa 200 miliardi di euro per vari investimenti. Per la salute, per la sanità, vengono previsti investimenti per circa 15 miliardi. Di questi 15 miliardi, circa 1 miliardo arriva al Veneto. Tanto per capire l'entità delle cifre, certo, che sono importanti. Sì, non è poca cosa. Non è poca cosa, perché l'ultimo bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri ha previsto una manovra di 30 miliardi, quindi investimenti molto importanti. Per quanto riguarda la salute e la sanità, questo miliardo per il Veneto, circa metà, più di metà, va per finanziare strutture e investimenti nel territorio, e dopo spieghiamo, e quindi le case di comunità, gli ospedali di comunità, ma non solo, per esempio anche l'assistenza domiciliare integrata, i punti unici d'accesso, diverse cose, insomma. E poi invece per quanto riguarda l'ospedale ci sono circa 400 milioni a disposizione. Noi parliamo oggi solo di territorio, quindi, e parliamo solo di ospedali di comunità e di case di comunità. Questo per essere chiari, perché se no non si capisce. Sì, perché ci sarebbe anche la telemedicina, la digitalizzazione, l'informatizzazione, la smaterializzazione del materiale cartaceo. Insomma, c'è la sperimentazione di un nuovo numero 116, 117, che dovrebbe essere un recapito telefonico per tutti quei problemi della salute che un cittadino ha bisogno di avere delle informazioni, quindi non il pronto soccorso, ma prima del pronto soccorso c'è l'istituzione di questo numero. Ecco, a me premeva dire che non c'è solamente quello che oggi noi discutiamo, ma ci sono una serie di provvedimenti e investimenti importanti, insomma, per la salute dei cittadini. Case di comunità. Allora, fondamentalmente la casa di comunità è una struttura, quindi parliamo di struttura di un edificio, dove vengono collocati diversi servizi e prestazioni. Sono previste due tipi di case di comunità, una hub, quella più importante, mettiamola così, dovrebbe essercene una ogni 40-50 mila abitanti. Il PNRR nel Veneto ne finanzia 91, però la Regione Veneto ha deciso con diversi provvedimenti che le case di comunità saranno 95, perché ne mette dei soldi la Regione in più, quindi 95 case di comunità. Arriviamo quindi a coprire circa una casa di comunità hub, quella più importante, circa 50.000 abitanti. Sono già stati individuati i luoghi. Quindi già si sanno. Già si sanno. Come si diceva prima, alcuni sono investimenti per nuove strutture, ex novo, altri invece sono adattamenti di strutture già esistenti, non so, per esempio potrebbero essere ex sedi dei distretti sociosanitari.
che vengono rimessi. Per capire, c'è un messaggio: buongiorno e bentornati. Spero tanto che la sanità venga migliorata perché sono stanco di queste liste d'attesa così lunghe, scrive un telespettatore. Allora, col PNRR, allora uno dei problemi delle liste d'attesa è che non c'è una risposta nel territorio. 40% degli accessi in pronto soccorso sono codici bianchi. Ecco, bravo, e qua si allaccia la domanda che volevo farle. Ma queste case di comunità, spiegandole nel modo più semplice possibile ai nostri cittadini, le più grandi, le hub, una città di 150.000 abitanti ne dovrebbe prevedere 3, esatto, giusto? Collocate in modo... sono delle specie di pronti soccorso, che cosa sono? E quindi vanno in qualche modo ad alleggerire quella situazione o sono multi allora, prima di tutto ci dovrebbero essere, le persone che dovrebbero essere collocate nelle case di comunità sono i medici in medicina generale. Cioè il medico in medicina generale dovrà lavorare circa metà delle sue ore nel proprio ambulatorio e metà circa delle sue ore nelle case comunità, e l'ambulatorio medico, non solo di quel medico, ma di un gruppo dei medici, dovrà coprire l'arco 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi diciamo che uno potrà andare in questa casa di comunità e con un problema classico, il mal di pancia, codice bianco, non lo so che cosa può essere. Trova un medico di medicina generale, che non necessariamente è il proprio medico, certo, che però... il quale può dare già una prima risposta rispetto al problema che ha la persona, e quindi evitare poi anche il ricorso il PNRR prevede che i medici di medicina generale, come ho detto prima, questo servizio dovrebbe essere aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Certo, quindi, ma non sostituisce i pronto soccorsi, perché se uno invece ha il dito tranciato, il pronto soccorso resta, perfetto. Chiaro. L'altra casa di comunità si chiama SPOC. Sì. E questa ha gli ambulatori di medicina generale? Anche questi. Anche questi. Allora, diciamo che PNRR ha previsto il finanziamento per le case di comunità hub, che non solo ha dentro i medici di medicina generale, dovrebbe avere un minimo di diagnostica, quindi fare anche i raggi, per certo, esempio, l'elettrocardiogramma, per esempio. C'è l'infermiere di famiglia, quindi c'è anche tutta la parte eventualmente delle cure dedicate non dal medico ma dall'infermiere, che potrebbe fare l'infermiere. C'è un punto di riferimento per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata. C'è una persona che ha bisogno d'urgenza di gestire un problema, va in queste case di comunità. Esatto, per esempio c'è il punto unico d'accesso, che ci sarebbe, uno ha un problema, non sa dove sbattere la testa, trova una persona che rispetto al problema che viene posto di tipo sanitario, sociosanitario, gli dà una risposta, certo, dentro la casa di comunità o fuori dalla casa di comunità, certo, ovviamente. Ecco, c'è un messaggio che è arrivato, faceva una domanda specifica relativamente al primo aspetto che è stato trattato, adesso non mi ricordo, forse da Gino Ferraresso. Vediamo un attimo il messaggio. Ma quando mai faranno 26 ospedali di comunità in 2 anni? E se non ci si riesce, cosa danno? Bloccano i lavori? Cosa succede? Allora, qua stiamo andando adesso sugli ospedali di comunità, diamo una risposta adesso. Sì, io vorrei finire un attimo sulle case di comunità, sì, e poi parliamo anche degli ospedali. Quindi perché non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Infatti qua c'è forse un po', si sono confusi. Casa di comunità non è ospedale di comunità. Esatto. Quindi le case di comunità sono 95. Benissimo. Dovrebbero essere luoghi che danno una risposta di tipo sanitario, sociosanitario, ma che non prevede la degenza. Vediamo la slide successiva che forse ci aiuta, perché appunto sono i servizi delle case hub, viene ad elencarli, quindi i nostri telespettatori possono leggerseli. Dentro la casa di comunità hub ci dovrebbero essere tutti questi servizi, per esempio anche il punto prelievi, attività dei consultori, si potrà
fare la prenotazione al CUP aziendale per le visite piuttosto che per gli esami. Abbiamo detto l'assistenza domiciliare, il punto unico d'accesso, i medici di medicina generale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, presenza infermieristica H12, 7 giorni su 7. Poi la salute mentale, le dipendenze, la neuropsichiatria infantile, insomma ci si può trovare un po' di tutto. Diciamo che, quello che mai di più di quello che fornivano alcuni distretti sociosanitari nel territorio del Veneto, ecco. Quindi è un punto di riferimento, mettiamola così. Quello più importante è che comunque là ci sono i medici di medicina generale che coprono tutto l'arco della giornata, quindi per un bisogno sanitario uno ci si può rivolgere là. Allora interrompo un attimo che abbiamo la pubblicità, così dopo diamo tempo anche di, per capire che cosa prevede la Regione per queste case hub, quindi ribadire i 3 concetti, poi arriviamo velocemente anche al resto. Restate sempre con noi perché la cosa è importante da capire, bisogna digerirla e quindi vi aspetto. Allora, abbiamo fatto 2 chiacchiere fuori onda proprio per spiegare che ci sono le 3 strutture: case di comunità, prima accoglienza, ospedale, quindi i pronti soccorsi restano, gli ospedali restano e poi l'ospedale di comunità, quello che chiedeva il telespettatore, lungodegenza. Questo è per semplificare al massimo però. Tornando a noi, chiedendo anche alla regia cosa prevede la Regione per le case hub, abbiamo quindi un'ulteriore sintesi e specifica nella slide, prego. Ecco, poi Ugo, rispetto alle criticità che noi abbiamo trovato, rispetto anche ai provvedimenti della Regione, dirà di più, però la Regione Veneto prevede la collocazione di almeno, quindi solo, 3 di quei servizi che abbiamo visto prima, cioè i medici di medicina generale, l'assistenza specialistica e la diagnostica. Come abbiamo visto, per esempio, nelle case di comunità hub erano previsti, è previsto dal PNRR, la collocazione del punto prelievi, è prevista la collocazione dell'assistenza domiciliare integrata. La Regione Veneto ha messo questa dicitura che a noi preoccupa molto, perché è scritto solo almeno. Quindi l'almeno vuol dire sì. Obbligatori sono questi 3 servizi, medici, medicina generale, diagnostica e specialistica, e gli altri, punto di interrogativo, ma poi Ugo su questo sicuramente dirà di più. E la situazione oggi delle case di comunità hub, o meglio... Aggiornata a giugno 2024. Esatto, quindi a giugno, più che oggi, è che rispetto alle 95 programmate, noi, questi sono dati della Regione, abbiamo solamente 4 case di comunità fondamentalmente attive rispetto a quelle finanziate dal PNRR. Ci sono addirittura 38 cantieri da attivare e quindi siamo un po' in ritardo rispetto ai lavori, mettiamola così. Chi è messo meglio? Chi è messo meglio? Potremmo dire chi è messo peggio, che ce ne sono molti di più. Diciamo che chi è messo meglio, guardando i dati, no, l'Euganea... conclusi nella Pedemontana a sto punto? Ne hanno concluse, chi è messo meglio è la Pedemontana dei 4, 2 nella Pedemontana, 1 nella Marca Trevigiana, Treviso, e 1 nella Serenissima, Venezia. Quindi tutti gli altri sono in ritardo, mettiamola così. Certo. E questa è la situazione dei casi di comunità. Invece, per quanto riguarda gli ospedali di comunità, che abbiamo detto non sono le case di comunità, ma sono luoghi dove si dà una risposta alla fase post-acuta delle malattie. Dopo l'uscita dall'ospedale, insomma, dopo l'intervento chirurgico. Diciamo che adesso ultimamente l'uscita dall'ospedale è abbastanza veloce, mettiamola così. E questi ospedali di comunità dovrebbero dare una risposta a tutta la fase post-acuta della malattia,
un po', ma non è proprio così, come le vecchie lungodegenze degli ospedali, ma potrebbe anche essere un luogo che non è di transito dall'ospedale all'ospedale di comunità, potrebbe essere anche una risposta a un problema che ha un cittadino che magari la casa di riposo manda nell'ospedale di comunità la persona, oppure potrebbe essere anche il medico per una fase di cure, di attenzionamento rispetto alla patologia. Perché c'è personale medico nella casa di comunità. C'è personale medico, diciamo che c'è più personale infermieristico e sociosanitario che non personale medico, ma diciamo che è la fase appunto non acuta della malattia. Al massimo si è ospiti di questa struttura per 30 giorni, dopo i 30 giorni è previsto il pagamento di una quota. Certo. È previsto un ospedale, il PNRR ha finanziato nel Veneto 30 ospedali di comunità. La Regione Veneto però da anni aveva previsto di far partire questi ospedali di comunità. La programmazione della Regione Veneto aveva già previsto 76 ospedali di comunità. Diciamo che rimane questa programmazione, quindi 76 ospedali di comunità, di cui 30 saranno finanziati dal PNRR, con risorse diciamo nuove da parte del PNRR. C'è un messaggio, lo leggo rapidamente, poi vediamo magari se Gino Ferreso vuole rispondere lui, oppure se invece di disperdere soldi in centri vari e case e comunità si riaprono tutte le sale dei pronti soccorso chiuse coi tagli devastanti alla sanità, ecco che si risolve il problema intasamenti dei pronto soccorso. Ma questa però è una riforma strutturale di quella di cui stiamo parlando, del PNRR, e in più è legata, i soldi arrivano se si fa questo, giusto? Allora, il tema posto è corretto, nel senso che per la salute, per la sanità, occorrono risorse importanti e stabili. Le risorse PNRR sono risorse che finiscono nel 2026, ok? Nel senso che avremo gli ospedali di comunità, avremo le case di comunità, però dopo bisogna che ci sia il personale dentro e bisogna pagarlo ovviamente questo personale. Quindi il tema del finanziamento complessivo della sanità, sottostimato da anni, è vero, e quindi bisognerà motivo in più a cominciare dal 2026 nell'investire più risorse da parte dello Stato nella salute e nella sanità. Assolutamente. Per chiudere, sì. Su questo ha ragione Gino, nel senso che in questo caso noi stiamo parlando di una riforma strutturale. Non bastano i pronti soccorsi perché per esempio adesso con gli ospedali di comunità parlavamo appunto di situazioni di post-acuzie e quindi in una condizione in cui siamo già oltre il pronto soccorso. Il vero tema che però noi stiamo sottolineando oramai da anni è il fatto che la sanità è sottofinanziata, il sistema sanitario nazionale è abbondantemente sottofinanziato. Ci stanno dicendo fondazioni importanti come la Fondazione Gimbe che in questi anni si è assistito a una deprivazione di risorse per la sanità pari a 40 miliardi all'anno e quindi questo tema c'è tutto. Sono importanti le scelte che si stanno facendo per quanto riguarda appunto il territorio, ma il tema del sottofinanziamento e quindi della impossibilità per le persone di trovare delle risposte complessive e la continua strisciante privatizzazione del servizio e anche della messa in carico alle famiglie dei costi del servizio è totalmente sul campo. Quindi questo che sia chiaro per tutti, cioè il fatto che ci siano queste riforme
non vuol dire che i problemi della sanità sono risolti. I problemi della sanità e del sottofinanziamento sono tutti là aperti. Ci freggiamo tra le migliori sanità in Italia, eppure ci sono ancora 38 cantieri da avviare, ma se non partono cosa succede? Tutto viene compromesso, anche i lavori già fatti? No, nel senso che ovviamente se non si finiscono i lavori non si prendono i soldi alla fine, nel senso che sono arrivati dei soldi per far partire i cantieri, ma se non si finiscono i lavori non arrivano quei soldi che servono per far finire i lavori. Quindi... Certo. E a questo proposito, per i cantieri, vediamo anche gli ultimi cantieri che devono essere fatti per gli ospedali invece di comunità. La situazione a giugno 2024, che era l'ultima slide tecnica, così è così. Cosa vediamo qui? Che ci sono cantieri da avviare? Conclusi, ci sono 5 case di comunità sulle ospedali di comunità. Ospedali di comunità sul 35 e ce ne sono quindi altre 30 che devono essere attivati. Però attenzione, ho detto prima che la Regione Veneto ha da tempo, al di là del PNRR, programmato ospedali di comunità. In realtà oggi, al 2023 anzi, erano funzionanti già 37 ospedali di comunità con 733 posti letto, quindi, e l'obiettivo finale per la Regione Veneto sono 71 ospedali di comunità con 1461 posti letto. Quindi questi 35, di cui 5 già attivi, fanno parte dei 71, per essere chiari. Certo. Quindi siamo in ritardo con i lavori del PNRR, però teniamo conto che già, per fortuna, mettiamola così, abbiamo già alcuni ospedali di comunità, circa la metà di quelli che sono programmati, già funzionanti. Certo. Quindi bisogna sollecitare, diciamo, che finiscano i lavori. Per concludere, voi avete alcuni dubbi, alcuni ne abbiamo già palesati. Quali sostanzialmente? Qua possiamo vedere l'ultima slide. Allora, la prima questione riguarda il rapporto appunto nelle case di comunità tra il DM 77 e quanto scrive la Regione del Veneto. DM 77 è nazionale e poi c'è il DGR. Lo diceva già prima Gino, il DM prevedeva tutta una serie di servizi, la Regione scrive che ce ne devono essere almeno 3 e quindi tutti gli altri servizi che fine fanno? Ci sono, non ci sono, dove verranno collocati? La seconda questione è evidentemente le case di comunità SPOC, mentre le hub, c'è l'elenco, ci sono avviati i lavori di seguito, sulle case di comunità SPOC. Sarebbero quelle più vicine al territorio? Sì, quelle più vicine, noi non abbiamo alcuna indicazione, nel senso che sono importanti per gli anziani poi soprattutto? Sono importanti per tutte le persone. È chiaro che il servizio sanitario è importante per qualsiasi cittadino, in realtà chi purtroppo ne usufruisce di più sono gli anziani perché sono i più fragili. E sono collocati in maniera capillare nel territorio? Questa è un'altra domanda, perché è evidente che questi servizi hanno bisogno della prossimità, di essere vicini ai cittadini, perché se poi sono distanti torniamo al punto di prima, cioè che la gente, i cittadini si sentono abbandonati. Ed infine l'altro grande tema che ha sempre a che fare con il finanziamento. Noi costruiamo gli immobili e poi chi li gestisce? C'è un tema grande come una casa che è la mancanza di personale, la mancanza di figure infermieristiche, mediche e tutte le altre professionalità che dovrebbero essere dentro questo. E qua c'è l'altro grande tema, la programmazione sbagliata in questi anni. Noi riteniamo, io lo dico spesso, ritengo volutamente sbagliata per quanto riguarda le professioni sanitarie,
E questo il rischio reale di andare verso un'ulteriore privatizzazione, cioè darli in gestione al privato. Certo, premesso che comunque oggettivamente privato-pubblico mancano i sanitari, quindi da una parte comunque non ci sono, quindi è una questione tecnica. Se anche una piccola quota per pagare i sanitari ci sarebbe, però mancano fisicamente le persone, quindi bisogna anche la appetibilità, attrattività di questa professione anche per giovani in modo che la possano intraprendere. Allora io vi ringrazio tantissimo per aver fatto questo quadro molto chiaro, mi sembra, e anche sintetico, e dovremo parlarne ancora perché bisogna impararlo a conoscere, sperando che poi si possa realizzare nei tempi richiesti a disposizione. Affronteremo altri capitoli importanti, non ve li anticipo. Io vi ringrazio, vedete la puntata nuovamente sul web, poi sul sito naturalmente dello SPI-CGIL. Ricordatevi di andarvi a farvi controllare la pensione fondamentale, prenotate una visita allo SPI-CGIL con il vostro codice fiscale, controllino alla pensione, perché ci sono famosi diritti inespressi. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito.